Il 14 marzo di ogni anno ricorre la festa del Pi Greco a Udine, dove nel 2011 era stato centrato il record della sequenza numerica umana più lunga del mondo. Intorno all'ellisse di Piazza Primo Maggio è andata in scena una corsa prologo tutta particolare. Penso sia una prima mondiale, vediamo insomma cosa si stabilisce un primato del mondo oggi. A sfidarsi ovviamente sulla distanza di 3,14 km come la regola del Pi Greco vuole, staffette a coppie miste. Dovremmo essere in una trentina di coppie, quindi relativamente un numero di cittadini basso, però hanno aderito con il passaparole quella che poi è la nostra promozione, la promozione sportiva. In gara anche l'assessore all'ambiente Corattini e il sindaco Onsel. È un'occasione per fare attività fisica e anche per pensare un po' alla matematica. Alla fine ad aggiudicarsi il Pi Run la coppia Vanessa Iacuzzi ed Emiliano Vidussi. Siamo contenti, diciamo che ci stiamo preparando per altre gare, questa ci serviva come allenamento. Se si guarisce l'idea è preparare i campionati regionali in pista e comunque l'idea è preparare tutte le gare in pista da 1500, 800, 1500. Molte le novità in previsione per il 14 marzo, con all'orizzonte un altro record da battere, in particolare con la sfida all'ultima cifra, la gara che premia chi riesce a recitare con il solo ausilio della funzione mnemonica il maggior numero di cifre decimali del Pi Greco.